Taglio del nastro per la rinnovata via Roma di Rossano Veneto. Già conclusi da qualche giorno i lavori di ripavimentazione, la via principale del paese è stata riqualificata, pronta a tornare nuovamente la via dello shopping rossanese. È una scommessa vinta, all'inizio non ci credeva nessuno, ma la determinazione e la caparbietà questa volta hanno avuto ragione. Possiamo dire che con via Roma ha cambiato il volto quasi tutto il centro, di Rossano. Sicuramente è stato un aiuto importante, abbiamo altre cose da fare assolutamente, è stato un centro trascurato per troppo tempo, che è anche frutto magari di una non attenzione per quanto riguarda alcuni edifici storici, penso a Palazzo Sebellin, all'ex municipio, anche alla nostra piazza, però un passettino alla volta contiamo di restituire altre opere alla cittadinanza. Inaugurata la presenza di rappresentanti politici ma anche di tanti semplici cittadini, via Roma è stata riqualificata grazie ai fondi arrivati con bandi europei. Unico modo ora per noi sindaci di poter reperire fondi. 245.000 euro il costo complessivo dei lavori, 98.000 usciti dalle casse comunali, i restanti 147.000 arrivati dal contributo regionale.